Sì, finalmente è finito tutto l'iter burocratico, sebbene questo non abbia impedito comunque di lavorare sul territorio per poter dar atto immediatamente a quello che sarà appunto un bando a sportello che gestirà la regione, a scanso di equivoci che qualcuno ha pensato potesse gestirlo chissà chi, e quindi di fatto 16 milioni di euro che saranno pronti immediatamente di risposta a un territorio che è stato riconosciuto a livello di Ministero e di Regione ovviamente come un territorio particolarmente fragile da un punto di vista economico e occupazionale, ma non per questo non dotato di tutti gli strumenti per poter introdurre in maniera innovativa anche un protocollo come questo, che è un protocollo che appunto prevede investimenti per le imprese con una parte a fondo perduto e una parte agevolata nella parte diciamo degli investimenti in quota appunto capitale. Poi prevede anche innovativi strumenti come il Trust, che è appunto un fondo di private equity che permetterà alle start-up innovative di poter finalmente essere attirate anche da un territorio come quello nostro, che sicuramente offre spazi, offre logistica, offre anche manodopera e livelli comunque qualificati di personale, darà un respiro anche all'interno di queste risorse con un'attenzione particolare al settore del turismo, quindi non solo diciamo la piccola e media impresa, ma anche specificatamente il turismo con 2 milioni dedicati. Appunto perché crediamo che sia una delle potenzialità che il Polesine debba sicuramente dare respiro. E poi tantissime altre misure che poi avremo modo anche sul territorio di poter far conoscere, ma che direi per la prima volta, e questo è stato sottolineato molto bene a livello ministeriale, danno a un territorio non un'assistenza, ma un motivo, un volano per poter crescere e potersi sviluppare anche in maniera innovativa. Noi per Scaramanzia non abbiamo ancora cominciato di fatto proprio a stenderlo il bando. Di fatto la prossima settimana noi ritorniamo in giunta per di fatto un parere formale, un ultimo passaggio, poi con la nostra struttura e con il responsabile unico individuato dal Ministero, che più che dal Ministero, insomma da tutte le associazioni di categoria e dalla Camera di Commercio, che è appunto un'industria, stenderemo ovviamente con larga condivisione. Siamo stati abituati sin dall'inizio a condividere tutto di questo protocollo con tutti gli stakeholder del territorio, quindi andremo a stendere quello che sono in maniera molto semplice, poco burocratica e molto chiara, come è ormai nel nostro stile, un bando, ma io ritengo che nel giro di un mese, non di più, 40 giorni a farla grande, sarà pronto.